Ristorante deveganizzato, rispetto e libertà per tutti, ma dalla parte della carne, sempre. Firmato l'Oste. E chi è l'Oste? Potete immaginarlo, siamo ad Albettone, la città di Gio Formaggio. Buongiorno, ciao a tutti gli amici di Rete Veneta. Allora, come le è saltato in mente di fare un cartello del genere? Lei tra l'altro è titolare anche di un ristorante deveganizzato. Ma sì, perché è successo 2 settimane fa che mio fratello va con un vassoio di carne in sala per fare vedere la carne prima della cottura e salta fuori una signora impazzita: ma io sono vegana, dovete vergognarvi di portarci della carne cruda a farla vedere, io mangio soltanto verdure. Ho detto: signora, guardi che la verdura cotta è il lardo di maiale, le patate arrosto hanno il sugo dell'arrosto e i fagioli hanno la cotica del maiale, quindi non c'è niente di vegano qua, dovete vergognarvi. E allora io gli ho detto: le offro la cena, però lei non venga più a mangiare qua, non posso vergognarmi di quello che produco e che servo al mio ristorante. C'è una famiglia che vive di questo e una minoranza non può andare a colpire il lavoro delle persone. Ecco, attenzione, questo fa inorridire questo era il vassoio che mio fratello ha portato in sala. Ma perché devo vergognarmi se la mia famiglia vive di questa cosa qua? Insomma, in Veneto quante persone vivono facendo i salami, allevando bestiame e facendo tante altre cose. Quindi i vegani abbiamo il massimo rispetto per loro, però nel mio ristorante, insomma, se devono fare queste scenate non sono ben accetti. E così è nato il primo ristorante deveganizzato d'Italia. Stanno nascendo tantissimi ristoranti vegani. Come al solito va controcorrente. Abbiamo fatto il primo ristorante deveganizzato. Non c'è un alimento che non contenga carne o proteine di origine animale, quindi che lo sappiano, non possono a fine serata venire fuori: ma come? Hai messo il lardo nella verdura cotta? Certo, perché la tradizione vuole che la verdura cotta abbia il lardo. Concludiamo questo servizio con un brindisi con gli amici di Rete Veneta, ovviamente massimo rispetto per i vegani, però insomma viva la tradizione dei prodotti veneti. Evviva!